Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 TV, torna Gli Occasionali, il podcast targato CN24 TV dove non si parla quasi mai di calcio, ma un pochino di calcio ne parleremo perché oggi trattiamo di sport e che sport. Tra poco vi presento anche il super ospite che vi presenteremo quest'oggi, non prima però di aver ringraziato il nostro Vittorio Bernardo in cabina di regia e ovviamente la mia spalla destra, il buon Vincenzo Testa. Ciao a tutti, ciao a tutti. Oggi sei messo la camicia. Oggi sto in camicia, è vero. Mi hai tradito. Oggi sto in camicia, è vero. Ho rotto un pochino questo patto. Figura. Incrociamo i guantoni, poi magari. Esatto. Mi sono fatto un assist da solo, ragazzi, perché oggi parliamo di box e io sono emozionato perché oggi qui con noi in studio c'è Vincenzo Picardi, ragazzi. Ciao Vincenzo, grazie per essere Ciao, con Vincenzo. noi. Grazie a voi, sono onorato di essere presente qui perché per me è una bellissima cornice e sono contento di potermi presentare agli amici che magari non mi conoscono meno. Esatto, anche per far conoscere un po' il pugilato in generale al pubblico di Napoli, che ovviamente insomma noi qui di tradizione ne abbiamo e come a Napoli. Tantissimo. Prima di Facciamo cominciare, notare esatto, questa- bravo, noi qui c'è abbiamo adornato è un la accessorio tavola. di scena che non è proprio un accessorio di scena. Qui c'è la tua cintura, caro Vincenzo. Questa che cintura è? Adesso la andiamo anche ad inquadrare. Eccola qui, Eccola. perfetta, proprio ha trovato il suo Da posto. colore a questa Perfetto. tavola. Praticamente questa è la cintura che ho difeso l'ultimo 14 aprile contro il francese. Sì. E quindi ho difeso la cintura e mi sono riconfermato campione dell'Unione Europea. Adesso ci sono scenari più importanti perché mi si è aperto un'altra possibilità, quella di fare il titolo d'Europa, il titolo ambito da tutti i campioni, no? Perché ti apre le porte verso un mondiale, un eventuale mondiale. E quindi siamo carichi e convinti di riuscire a passare a conquistare quest'altro prossimo titolo. Noi già ti facciamo l'in bocca al lupo Te e lo auguriamo. ovviamente facciamo tutti quanti il tifo per te, così come faranno Assolutamente. tutti il tifo per te i nostri amici che ci seguono e che ci ascoltano. Tu questa l'hai vinta 2 volte, tra l'altro, Sì. e adesso l'hai riconfermata. Tu hai un palmarès che poi dopo andremo a vedere perché è infinito il tuo palmarès, a cominciare dal bronzo olimpico. Poi ti chiedo anche le emozioni delle Olimpiadi, però facciamo prima un passo indietro. La tua famiglia mastica l'arte nobile del pugilato, Pane e da pugilato. pane e pugilato sin da piccoli, quindi io non ti chiedo neanche da come è nata la passione per il pugilato, immagino da tuo È una papà. conseguenza, sì, assolutamente. Io ricordo ero bambino, ero piccolissimo, e mio padre già mi portava con lui in palestra e ricordo i tanti campioni che circondavano mio padre, no? Tra Patrizio Oliva, Sì. Ciro De Leva, i più forti, no? Poi allo stesso tempo mio padre che ha avuto tante chance Certo. con tanti campioni che ancora oggi si sente parlare, il principe Nessin Ahmed, Gianni Armour, gente che è diventata campione del mondo più volte, quindi è anche, come si diceva, un onore e una fortuna avere Certo. mio padre come allenatore, perché ancora oggi è lui che mi sta all'angolo, Che ti insegna e che ti dà quei segreti, quei segreti che poi ti portano alla vittoria. È chiaro che poi a fare il campione sono tutte le esperienze, no? Sono tutte le esperienze fatte negli anni, Certo. un percorso da dilettante. Infatti da dilettante sono plurimedagliato quasi in tutte le competizioni. Tra il mondiale ho iniziato con il bronzo mondiale a Chicago nel 2007, poi ho fatto le Olimpiadi a Pechino 2008 e mi sono riconfermato con il bronzo, e nello stesso anno ho fatto la Coppa del Mondo, ho vinto un altro bronzo, e nei vari 2 campionati d'Europa negli anni a venire. Perché questi bronzi? Perché praticamente le categorie piccole negli sport da combattimento non è facile arrivare al podio, poi figuriamoci di confermarci. Sei peso Quindi mosca, giusto? Ero peso mosca da ragazzino, poi sono cresciuto nel tempo, ovviamente il lavoro che si fa in palestra adesso Chiaro. con tutte le attrezzature Tutto in tempi, tecnologico e altro adesso. si capisce benissimo che lavorandoci sopra la muscolatura cresce, il corpo inizia ad avere dei cambiamenti e quindi è chiaro che si aumenta un po' di peso. Adesso pareggio nella categoria di 53,5 kg, pesi gallo,
e dove ci stiamo togliendo ancora soddisfazioni, perché ho Tu fatto sei ancora un giovanotto, tra l'altro, perché praticamente. tu tra poco ne fare 40, giusto? Sì, 40 ad ottobre, Ah. ho disputato 10 incontri fino ad adesso, Wow. ho vinto tutti e 10 incontri con ben 6 titoli, perché poi a volte si parla di curriculum, no? Si parla specialmente nel pugilato, però Chiaro. poi si dice sì, però come li hai vinti 10 incontri? Certo. Vincere 10 incontri nelle amichevoli forse magari è facile perché ti scegli l'avversario, Scattiamo ma foto per vincere 10 fermare il incontri tempo. con ben 6 titoli credo che è ben diverso, perché l'avversario te lo mette di fronte la federazione, Esatto. non è che te Chiaro. lo scegli tu. Poi molte volte siamo andati a vincere in campo avversario, siamo stati in campo neutro, sono state anche le volte che ho gareggiato in casa, però veramente si contano sulle dita delle mani. Pensare che prossimamente sarò sfidante al titolo d'Europa, perché nei prossimi giorni, come già mi ha accennato il mio manager proprio ieri in una chiamata dove stavamo ragionando su un eventuale titolo intercontinentale che era già stato era stato pianificato, che il 12 agosto dovevo combattere nella serata di Anthony Joshua, e ero da sottoglu proprio a Anthony Joshua e stavamo aspettando, avevo già la conferma da un mese, però non ci sbilanciavamo, perché non mi sbilanciavo, perché giustamente se non si accordavano Certo, nei non termini, può perché esserci il main event l'ufficialità. era Joshua, e quindi dopo l'accordo tra di loro forse eventualmente o il mio avversario ha avuto un ripensamento, o molto probabilmente, perché è chiaro che quando tu devi andare a scegliere un avversario per fare un titolo cerchi sempre un avversario dove Poi tu mi hai detto che lui magari- veniva da un po' di inattività, sì, quindi è stato magari... ex campione del mondo, mi conoscevano, e magari questa situazione poteva essere scomoda. Poi in casa, il fattore casa, cioè, per certe volte può essere un vantaggio, ma nel sport da combattimenti per certe altre volte, sai, perché la gente ti spinge, Pure la pressione, sì, se- magari se c'è una tattica che devi attendere sei meno sull'attesa, perché Certo. vuoi dare spettacolo, e quello può essere un'arma a Chiaro, doppio chiaro. taglio. E adesso, come dicevo prima, entro lunedì uscirà il comunicato ufficiale che lascerò il titolo dell'Unione Europea, perché sarò sfidante alla nomina da sfidante al titolo d'Europa. È una chance che ce la siamo guadagnati e sudati a suon di cazzotti. Esatto. E adesso meritatamente aspettiamo questo giorno, una chance importantissima, come dicevo prima. Ci sono tutti i presupposti, tutte le carte in tavola. Noi confidiamo in te, lo Sì, sai, mi raccomando, grazie, perché poi ti grazie vogliamo veramente. qui con Assolutamente. un'altra cintura. Un'altra poi noi cintura. facciamo... Spero di ritornare da campione e allo stesso tempo poter gioire di questo momento insieme a voi. Sai se la Assolutamente. manderanno in diretta da qualche parte? Ultimamente il pugilato sta andando forte molto su DAZN, poi se Sì. c'è i titoli come titoli d'Europa, titoli intercontinentali, Sì. DAZN mette subito le mani sopra, perché come giusto che Chiaro. sia c'hanno la nomina. Io credo che, siccome in campo internazionale, sarà molto probabile che l'incontro sarà dato su DAZN. Poi l'ultimo incontro è stato dato su Rai Sport Sat, visto che si combatteva in Italia e tutto quanto, e spero che, ma sicuramente match così importanti vanno per forza in onda su le televisive, sicuramente. Chiaro, Noi ci proponiamo nel caso, se serve la Assolutamente. mandiamo anche noi qui a Calcio Napoli 24. Facciamo la TV. telecronaca in diretta. Io e te la facciamo. Io e te. Vabbè, non A so. SmackDown chi la faceva? Giacomo Ciccio Valenti. Stai parlando proprio dell'inizio, però insomma lì è intrattenimento, qui parliamo di sudore, sangue e cazzotti veri per Assolutamente. quanto riguarda Quanto il c'è di pugilato. differente appunto dalla realtà rispetto ai film? Che immagino tu sei un fan dei film di pugilato. Sì, assolutamente. Beh, tantissimo. Io che ho avuto un po' la possibilità di vedere, no? Sì. Un cazzotto che ti arriva veramente diverso. Anche perché il guantone del professionista è diverso da quello del dilettante, Certo. no? È meno imbottito, sotto c'è una mano dove è quasi, non dico gesso perché sarebbe esagerato, però è una mano abbastanza compatta. Però la senti Sì, quella sì, mano, poi se arrivano colpi precisi è facile trovarsi a tappeto. È chiaro che è uno sport che, per quanto sembra così rude, c'ha anche tanta finezza, perché poi saper
fare un gesto tecnico del genere a guardarlo sembra facile, però poi dietro ci sono tanti anni di lavoro, Chiaro. tanto tempo speso davanti allo specchio, al sacco, Assolutamente. l'allenatore che Ma infatti credo soffre in Cioè, silenzio. l'allenamento però tradizionale, perdonami Vincenzo, cioè noi adesso Vincenzo ha fatto una domanda, sai, il film sul pugilato, noi vediamo Rocky. gli allenamenti di Rocky, quelli classici, la Beh, corda, su- lo Su specchio. quello ci andiamo Eh. molto vicino, devo dire. Sì. Forse questi film servono tantissimo a questo, no? Questo Perché- era bello preciso, per esempio, Sì, questo questo che era dà. uno dei colpi Questo era alle Olimpiadi, Sì. Giochi Olimpici Europei, è stata la prima edizione e qui sono stato medaglia d'argento. Sì. Ho perso in finale con l'uomo di casa, un Azerbaijan, Sì. perché in pratica all'epoca nel 2015 si facevano a Baku. Come prima edizione era un'edizione a sé, invece quest'anno l'hanno data come qualificazione olimpica. Ah, ok. Quindi se all'epoca sarebbe stata di qualificazione olimpica mi sarei qualificato tranquillamente con vedi. una medaglia d'argento. Vabbè, non stiamo a guardare il passato Vabbè. perché sono soddisfatto Guardiamo del il passato. futuro Adesso noi. abbiamo il futuro e il presente da assolutamente. portare avanti. E dicevamo invece i film, l'allenamento. Sì, l'allenamento ci andiamo molto vicino invece, Ok. perché su quello sono tante cose reali, no? Il saltello della corda, le flessioni, la corsa, che però parliamo degli anni 80 Certo, e sì. anni 90, no? Film di Rocky. È ovvio che con i tempi moderni le cose sono cambiate, le preparazioni sono diverse, andiamo un po' più verso il CrossFit, no? Io mi preparo una specie come se fosse un CrossFit, ma non lo è perché poi si vanno a mettere tutti esercizi dove si va a richiamare lo specifico, no? Certo. E infatti ho doppio maestro, mio padre che mi allena nella parte specifica tecnica, poi ho il maestro di preparazione atletica che è Vincenzo Gargiulo, che salutiamo. Salutiamo, Vincenzo Vincenzo Gargiulo. mio padre. Sì. E lui si occupa molto della mia condizione fisica, mi prepara sulla parte atletica. Infatti per questa preparazione all'Intercontinentale già ci stavamo preparando, avevamo iniziato da un mese e siccome i tempi erano molto ristretti abbiamo subito incrementato andando a fare degli allenamenti sulla sabbia. Tu ti alleni tutti i giorni? Sì, mi alleno tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alcuni giorni sono in doppia seduta perché la mattina li divido di parte atletica e il pomeriggio di parte specifica. E ti rassicuro che è un lavoro a tutti gli effetti, perché il giorno dopo aver accumulato come un mese no. di fatica, sei distrutto, hai bisogno di fare una vita regolare, è proprio perché gli sport da combattimento ti insegnano che lì o ci sei tu, come specie il pugilato, o ci sei tu o non ti puoi affidare a nessuno, perché Chiaro. poi il bello del ring è che non ti puoi nascondere. No, perché Ti poi puoi il corpo è stringere. il tuo in quel Sì, caso, basta. quindi è meglio non Allora sgarrare. cerchi di essere con la massima serietà e la massima. Poi io Ti disciplina molto. sì, poi io personalmente ho da difendere tante cose, no? Perché Certo. venendo da un bronzo olimpico, tutti quelli che ti stanno intorno puntano su di Ti te. aspettano al varco. Ti certo. aspettano al barco, oltre alla famiglia, mio padre, ma io ringrazio infinitamente le Fiamme Oro, il gruppo sportivo Fiamme Oro, perché sono uno dei pochi o degli unici che mi hanno aperto le porte per approdare al professionismo, e di questo ne sono veramente fiero e onorato, perché chance del genere non le danno a tutti. Certo. E quindi per me è solo maniera di vanto e onore, perché cerco di ricambiare con risultati importanti. Come c'è lo scatto per diventare professionisti? Lo scatto avviene tramite una scia di attività fatta da dilettante. Ok. Ovviamente devi avere dei risultati, devi arrivare alla massima serie, che sarebbero i prima serie, l'elite Ok. dei dilettanti. Poi a un certo punto, dopo aver accumulato un X di vittorie e punteggio, puoi fare domanda per approdare ai professionisti. È chiaro che se non hai tutti i requisiti, la federazione ti può anche bloccare nel dire no, sei ancora giovane o magari non Devi c'è ancora abbastanza fare- attività per passare al professionista. Tu dal 2019, giusto? Sai, Sono passato nel 2019, però professionista. potevo passare anche molto Hai tempo fatto prima. richiesta dopo, Ho fatto perché richiesta dopo. il tuo perché- curriculum già nei primi Sì, anni sì, 2000, già- insomma, già avevi dopo tutte le carte in regola. per farlo. Poi perché diciamo il sogno di qualsiasi atleta, no? È sentirsi un professionista, Certo. Chiaro, chiaro. specialmente nella box, no? Sei stato un campione, ma sei stato un campione nel dilettantismo. Sì. È una cosa. Il
professionismo ne è un'altra, perché Un'altra sfida personale. un'altra sfida personale, ma poi è lo stesso sport, ma allo stesso tempo sono due cose distinte e separate. Perché? Perché come tu fare una corsa con una macchina che deve correre per 1 chilometro e un altro che ne deve correre per 10-12 chilometri, allora tu prepari la macchina in maniera In un diversa, certo modo, sì. sì. Quindi tutto è subito, il dilettante Certo. in 3 round Quindi anche l'allenamento è cambiato. è cambiato anche l'allenamento, infatti gli allenamenti sono più lunghi, si basa molto sulla potenza, il professionismo, sulla scelta di tempo, sull'improvvisare, no? Il Sì. cambio ritmo. Sì. E poi la differenza che c'è è che magari quando c'è la possibilità di buttare KO l'avversario non devi esitare, Certo. perché poi il professionismo è anche quello, no? Avere la chance come una squadra che attacca ha la possibilità di fare gol e non deve sbagliare. Chiaro, è così chiaro. nel professionismo, mentre nel dilettante quando tu hai vinto 2 round, il terzo round puoi anche evitare, no? Amministri, diciamo così. Senza, e poi molto spesso è difficile che succeda, perché come dicevo prima i guantoni sono belli spessi, il caschetto fa la sua parte nella Per parte esempio, più io piccola. prima vedendo le varie foto, cioè ci sono alcune con il caschetto, alcune alcune senza. Come si va Da a cosa definire? Sì, in pratica nel pugilato fino al 2012 le Olimpiadi di Londra sono state fatte con il caschetto, Sì. la massima serie. Poi dopo il 2012 si sono accorti che il pugilato stava un attimino in declino a causa un po' per lo show, un po' perché il modo di giudicare i match con le macchinette non sempre era un qualcosa che si raffigurava alla realtà, e alla fine si sono avvicinati molto al professionismo. Ok. Questo fa capire quanto sia importante, no? Il professionismo Chiaro, per la box in assolutamente. generale. E poi col caschetto penso sia anche più difficile magari evitare colpi. Sì, col caschetto io ricordo che da bambino mio padre mi voleva, giustamente mi faceva stare sulle regole e mi metteva il caschetto. Chiaro. Dicevo, ma io non lo voglio sto caschetto, ma perché mi metti sto caschetto? No, ma tu devi fare la fase di ma io non lo voglio fare il dilettante, ma qui mica siamo in America. Picchiatemi che direttamente. Sì. E quindi poi da lì ho dovuto imparare, ecco, le regole quando sono importanti e servono ai ragazzi, specie ai ragazzi di oggi, Certo. a rapportarli poi al mondo esterno. E invece io so una cosa che di solito i maestri fanno. A un certo punto praticamente il naso dicono te lo devi rompere qua, meglio Meglio qua che te lo che rompi sul prima. match. No, togliamo questo detto antico. È una leggenda. È una leggenda, non esiste, infatti voglio acculturare anche magari chi ci guarda da casa che questo è un detto antico, non si Esatto. può più sentire, che siamo nel 3000. Rompitelo in palestra. prima, sì, in palestra sì, la prima cosa, però ti rompo il naso, poi inizia a paghi la quota e lo Non è che così. insegna a dei bambini. sarebbe No, è una cosa, spiegare ai genitori. sì, mamma mia, è una cosa bruttissima quando mi arrivano e mi dicono ma veramente Ti rompi il naso. ci resto male perché Sì, poi assolutamente. sono detti vecchi. Poi magari te lo rompi, però sul Sì, quello ring. poi ring. succede perché poi quando combatti o negli allenamenti, ma è una cosa che succede per caso, normale. tante volte non succede neanche con un Sì, colpo, sì. dei scontri fortuiti di testa e succede, sono cose che sono di conseguenza, come magari i judoka hanno le orecchie, certo. che c'è, quindi ogni sport ha la sua. I Io ho calciatori magari fatto, hanno altri dividi. ho fatto per un po' Muay Thai. Mi ricordo che una volta durante lo sparring presi un colpo sul naso, proprio qua, Sì, su e quelli non si fanno- ruppe, però mi fece male per una settimana. Sì, no, ti credo, perché poi la sensazione che ho avuto anche io da ragazzino, no? Che ho iniziato presto e ricordo che era una finale di un campionato interregionale e l'avversario portò un colpo che io non riuscivo a capire la traiettoria, no? Perché le regole sono il diretto, il gancio e il sì. montante. E prese una traiettoria dall'alto. Proprio a rissa praticamente. Te la sei visto proprio cadere dall'alto del campo non avendo assolutamente. quell'esperienza di Come oggi. si protegge? Non avendo l'esperienza. Questo eri tu che dai un colpo sul naso invece a... E poi ricordo era uno delle mie prime difese del titolo italiano. Era la mia prima difesa del titolo italiano dopo averla conquistato nel 2019 al
al Nemea, ho combattuto al Nemea dove mi alleno, mi preparo atleticamente e ebbi la possibilità di fare il titolo nazionale lì. Lo vinsi per KO alla quarta ripresa, poi dopo qualche 3-4 mesi l'ho difeso a Maclodio a Brescia con un siciliano e vinsi ai punti nettamente, vinsi 10 round su 10. Un avversario che da dilettante, l'ultimo periodo da dilettante, siccome sai, poi gli stimoli cambiano, certo, no? Di un atleta. Io ho perso con questo ragazzo. E tutti quanti che mi puntavano il dito, non sei più quello di una volta. E io nella mia mente, nel mio cuore già avevo. Sono così feroci le critiche anche sì, nel guarda, pugilato. sì, assolutamente, anzi ancora Sono peggio, hater, sì, praticamente. perché ancora peggio, perché poi il pugilato tutti si aspettano sempre la grande performance. Certo. Da professionista e ho visto che è molto più facile trovare la condizione, perché tu ce l'hai in molto tempo di anticipo, no? Il fatto di dire che ti devi preparare, e allo stesso tempo non combatti tutti i giorni, quindi è molto più facile trovare la condizione sia mentale che fisica, mentre da dilettante c'hai gare giorno dopo giorno. E avere quella forza fisica e mentale tutti i giorni non è molto più basta duro. vedere per esempio c'è un'Olimpiade che tu sei arrivato Sì. a vincere il bronzo, lì davvero combatti ogni Sì, giorno, certo sì, per un infatti periodo sicuramente ristretto, però sono sì, match no, su io match ricordo- anche lo stesso giorno. Sì, però. io ricordo che la competizione è iniziata a inizio il 1 di agosto, se non erro. Io ho fatto la semifinale il 22 di agosto, significa che quindi. io sono stato 22 giorni in gara. Mamma mia. E come combattevo. cioè, poi alla fine torni sul ring con ancora i dolori magari del Sì, pezzo precedente? sì, infatti è questo che poi un atleta deve valutare a una certa età, no? Quando poi cresci e vedi che il tuo recupero non è più quello di prima, e quindi a quel punto devi sapere che tu devi fare una scelta, perché magari la tua performance non è più la stessa. Nel dilettante è così. Invece lì. Invece nel professionismo è diverso. Quanto tempo prima sai ora? Un titolo lo sai 3 mesi prima, quindi c'hai 3 mesi sono più che sufficienti Di per preparazione. fare una preparazione adeguata. Allo stesso tempo ti prepari solo su quell'avversario, perché lo studi, Chiaro. vai a guardare i filmati, magari è un avversario che ha una buona nomina, ha parecchi KO, sai qual è il suo punto di forza, ma sai anche quale può Arrivi essere. sicuramente più preparato e dal punto di vista sì. fisico e dal punto di vista Sì, proprio della sì, conoscenza sì. dell'avversario. Tante volte da dilettante invece ti ritrovi sul ring che non sai nemmeno chi è il tuo avversario, perché poi Devi preparare in una maniera generica, praticamente. arrivi al torneo, arrivi alle Olimpiadi come è stato a me, penso che partecipa tutto il mondo. Mica tu li puoi conoscere tutti, ti trovi domani contro chi magari arriva all'allenatore in camera, hanno fatto il sorteggio, domani combatti contro contro il tedesco, fa un esempio. E tu tu sai dici, ok, la notte per vedere i video su no, YouTube. ma se lo conosci bene, ma tante volte non c'è nemmeno su YouTube per cercare magari di non è capire famoso la- e quindi- magari non è famoso e poi ti devi anche aspettare un campione, no? Perché poi Chiaro. i paesi, poi specie i paesi dell'est, Russia, Ucraina, Ivan Drago, è proprio lo sì, stereotipo. il pugilato è uno degli sport più frequentati. Io sono stato in giro per il mondo, ho avuto questa fortuna che attraverso lo sport ho girato il mondo, sono stato da Chicago in Cina, oppure sono stato in Kazakistan, in Russia, e ho visto che in altri paesi il pugilato va tantissimo. Hanno un modo di combattere loro, cioè tipo i cinesi hanno hanno uno stile tutto loro. Faccio un esempio: i russi sono tutti lineari, tutti tecnici precisi, hanno una tecnica che te ne accorgi che il russo che lo guardi da 50 km, diciamo, te ne accorgi già dal modo di muoversi, che è una scuola sovietica, mentre gli americani la stessa cosa, hanno tutti quanti un baricentro basso, tutti basati molto più sul professionismo, quindi sono due stili completamente opposti. Io mi ricordo, vidi questa cosa che esisteva il jab italiano, quello americano che tipo è più... il gancio, il gancio, sì, il gancio. Tecnicamente sarebbe il gancio quando giri la mano, si dice guardando l'orologio, e quindi quello è un gancio che io attraverso l'esperienza e tutto ho capito che magari quello è un gancio che va bene a lunga distanza, girando le mani. Poi magari all'americana così a corta distanza, perché anche rischi di scoprire in questo ma poi c'è più compattezza sia nella mano, nel polso,
e poi diventa anche più potente, perché puoi girare Tutto fare il tutto il corpo, giro così, chiaro. perdi potenza e tempo, invece così accorci i tempi di battuta e allo stesso tempo aumenti anche la potenza. Forte. E nel tempo ho imparato, ecco. Anche questo, chiaro, delle ecco, cose. ecco Vabbè, l'esperienza. anche perché io penso che comunque, come succede un po' in tutto, anche in base all'avversario che incontri, che magari ti mette più in difficoltà, cerchi di, tra virgolette, rubare qualcosina, Sì, qualche sì, sì, segreto. assolutamente. Infatti in Kazakistan, in Uzbekistan ho imparato tantissimo perché lì hanno una mentalità che non si tirano indietro, se sai fare a cazzotti con quelli è come è una guerra sportiva a tutti gli effetti, perché Ma anche se li colpisci è come non a farli parte la morire. guerra fisica, quanto c'è anche di trash talking che si sente sempre parlare, sai, di uno che si stuzzica sul ring, no? Sì. Non mi fai male, non mi fai male alla... succede, ultimamente Eh. a un mio titolo, una mia difesa del titolo nazionale, un vecchio è un avversario ma anche un vecchio amico di squadra, no? Di nazionale, Ah, ok, perché quindi giustamente lui era nella seconda linea Mm. e io ero perché essendo una punta di forza della nazionale italiana, lui mi vedeva un po' con un'area un po', sai, rivale, perché giustamente gli ho tappato la strada Chiaro, per tanti chiaro. anni. Era una vendetta. Lui mi fece una battuta al face to face, disse: guarda che ora ti strompo la carriera, hai finito dopo questo incontro 24 ore prima del match. E io gli risposi: guarda che domani ti conviene portarti lo zainetto che ti porta a scuola. Infatti il giorno dopo vinsi quasi tutti i round, 9 round su 10. E l'hai portato a scuola, L'ho portato a effettivamente. scuola, un ragazzino, uno che ha 27 E anni. poi questo dice si può questo. fare tra due italiani, perché magari se vai all'estero o lo fai in inglese Sì, o se conosci un po' di lingua inglese, però guarda, non rende tanto sì, quanto... no, però sai, a volte basta poco, basta anche un semplice gesto per creare quella scintilla, no? Magari mi è capitato nelle WSB, che è una competizione simile al professionismo, che è un ibrido, no? Tra il dilettante e il Ah, ok. professionismo, perché all'epoca c'era anche questo nel pugilato, poi non so per quali motivi lo hanno ritolto di nuovo. In pratica erano delle competizioni su 5 round, si combatteva uguale al professionismo, soltanto che erano un massimo di 5 round e non si andava oltre i 5 round, e quindi era una via di mezzo tra il dilettante e il professionismo. E ricordo al peso, al face to face, io volevo allungare la mano all'avversario in segno di Di rispetto. e lui fece con la mano così, me la tolse. E tu là pure te lo sei E il segnato, giorno- hai detto sì, il ok, giorno vabbè, dopo ci vediamo domani è sul finita ring. per KO, Ecco. terza ripresa. Quindi la lezione è non provochiamo Non Vincenzo provochiamo, Bogatti. assolutamente. Ecco, qua anche vediamo alcune immagini qui Sì, che e poi stiamo qui mi fece guardando. notare nell'ultimo incontro, questo è stato l'ultimo incontro vinto per KO alla 10ª ripresa, un match che era alla distanza di 12 round. E feci i miei complimenti all'avversario, perché dopo l'atterramento fatto al quinto round io pensavo che non si alzasse più, perché era quasi svenuto, no? Non mi ero nemmeno girato, perché ho detto questo non si alza. Invece poi il suo allenatore, c'è una parte dove su YouTube fa vedere, perché c'è un'immagine opposta, Ok. fa vedere che là il suo maestro stava salendo con È l'asciugamano. pronto a gettare la Improvvisamente il ragazzo si alzò da terra, io rimasi sbalordito, come ha fatto ad alzarsi, sai? Perché E le poi cose che questo era vedi anche l'ultimo nei film. round. Questo era era il 10º round, mancavano ancora 2 round. Quindi li avete fatti poi dopo? Si è No, è ritirato? finito per KO perché l'arbitro l'ha ritenuto, ok, non poteva, poteva ha fatto continuare. difesa passiva e non poteva più continuare. Ma quindi, cioè, i KO sono... Nei film sono romanzati o effettivamente la persona cade a terra, non si alza più svenuta? Sono un po' così, certe volte sono così come succedono, poi certe volte romanzati perché allungano un po' i Chiaro, tempi di chiaro. battuta, però sostanzialmente il KO è quello. Perché Ma poi- accade il KO è anche quando una persona magari è cosciente però sta a terra e rimane a terra per... Sì, per concludere magari il match. non si rialza, perché sa che magari se si rialza Comunque perde. comunque perde, oppure magari non riesce più a recuperare il divario che si è creato, oppure magari non vuole più rischiare, no? Perché certe volte rischiare a continuare dei match, dei round può portarti a subire ancora, e quindi uno ammette la propria Capisci anche il inferiorità. proprio Sì, limite. Se a ho perso questo fine ad punto. ora è Ah. inutile andare Il avanti. bello di questa disciplina, no? che insegna sul lato personale e anche sul lato della vita, ecco, ammettere
di essere inferiore all'avversario. Quante volte nella vita si deve ammettere di Diciamo non ti aiuta essere anche- capace a fare un qualcosa che Ti aiuta a mettere da parte l'ego praticamente. sì, assolutamente. Perché se tu pensassi su lei ti alzeresti sempre Sì, e le vabbè, prenderesti sempre. invece no, ovviamente. conosci i tuoi limiti e a un certo punto sai che per Infatti- non peggiorare la infatti situazione io- magari io ti amo fermi. questa disciplina perché nella vita mi ha dato tanto. E ho dato tanto perché giustamente ti devi sacrificare tanto per avere. Però fino ad ora sono felice di quello che ho fatto. E ovviamente voglio fare una carriera dove non voglio avere nessun rimpianto e quindi Esatto. voglio combattere come ogni incontro fosse una finale. Così In a che come ci età si siamo- combatte più o meno nel... In genere l'età massima è 45 anni, Mm. poi una cosa è anche un po' soggettivo il fatto, Chiaro, no? Se chiaro. uno ha tanti acciacchi o ho fatto magari una carriera più professionistica che dilettantistica, allora a un certo punto è meglio Certo. fermarsi. Se poi ecco nel mio caso molto dilettantismo, meno professionismo, non è che non è usurante, è stato comunque usurante, però sai i colpi subiti non sono proprio come quelli che perché comunque vuoi o non vuoi c'è più protezione. Certo. Tu tra dilettantismo e professionismo adesso quanti match conti più o meno in carriera? Siamo quasi intorno ai 300. Mamma perché mia. 250, questa è la cifra, perché poi Mamma mia. ci sono, se vai a vedere, però io ho visto che sul curriculum della federazione mi mancano anche alcuni incontri. Perché Cioè non sono ricordo- segnati tutti. Se non sono segnati perché ci fu un problema con all'epoca Perché non venivano conteggiati. sì, ci fu un problema però interno con il computer, però non Quasi ci sono- un anno intero Stavo di pensando incontri. Poi no, certi è incontri, passato sì. quasi un anno Sì. intero della tua vita a combattere ogni Tu giorno. pensa Mamma che mia. io ricordo che andavo, a un certo punto non ricordavo, quando mi svegliavo la mattina non ricordavo io dove stavo, nel senso che facevo un periodo a Perugia in nazionale, poi venivo arruolato perché stavo in una fase dove ero arruolato con la polizia, andavo a Peschiera del Garda. Poi dopo Peschiera del Garda ritornavo a Napoli perché vivevo a Napoli. Quando ti svegliavi E dicevi... poi in più mi chiamavano per andare a fare un torneo all'estero. Pure, non ci facciamo mancare niente. Ogni giorno per me era, Dicevi era oggi dove un sta? risveglio diverso. Devi aprire Google Maps e dire aspetta, fammi dove sto oggi. Mamma. È bello raccontare questo perché poi sono state esperienze della vita, no? Forte. Che per un certo senso mi hanno rafforzato, poi per altri mi hanno onorato perché mi permettono ancora oggi di avere l'esperienza per Certo. giocarmi certe possibilità, certe chance. Chiaro, Io ti vedo ancora innamorato del tuo sport e questa è la cosa bellissimo. più bella Sì. e soprattutto hai ancora tanta voglia Sì, di, perché di poi- dimostrare. Cioè per esempio tu mi hai detto non avere rimpianti, io ti avrei fatto la domanda c'è un rimpianto nella tua carriera? Di fatto tu già mi hai risposto, no, io non ho rimpianti, a prescindere, che magari uno potrebbe pensare, sai, la semifinale olimpica Bravo. con il futuro campione poi della medaglia d'oro potrebbe essere un rimpianto. allenamento. Invece tu mi hai detto a me, io sono orgoglioso di quello che ho fatto e non voglio una carriera senza perché- rimpianti. Ecco, proprio perché per i valori che ci insegna lo sport sapevo bene che poi alla fine ho combattuto con tutte le mie forze contro il thailandese, campione olimpico, mi sono battuto dando tutto, però poi a un certo punto ho dovuto accettare che è stato più forte di me. Chiaro. Quindi ecco che poi la disciplina ti dà. Adesso ho tanta motivazione perché poi ecco il dilettantismo devi stare dietro una squadra, devi stare con i tempi di una squadra, mentre il professionismo Sei tu. ti gesti tu, ti gestisci tu, quindi tutto è tutto più coinvolgente. Certo. Poi quando poi le persone intorno ti danno forza, ti motivano ogni giorno, allora capisci di La forza essere già ce felice, l'hai, ma sì. ne trovi ancora Ne di trovi più. ancora di poi, più, quando- assolutamente. È bello perché ti ripeto, spero che anche altri ragazzi magari che ci stanno guardando da casa si possano appassionare a questo sport ed avere la stessa mia fortuna di riuscire a trovare delle persone, perché poi questo sport devi trovare anche
L'ambiente. il ceppo giusto, no? Chiaro. Perché poi il genitore, l'allenatore, Certo. gli Anche amici, le strutture, è importante, sì, le quindi strutture non è adatte, facile. poi non è Sì, facile. anche perché io so che molte palestre stanno facendo questi corsi di box, ma sono molto, Sì, amatoriali. molto amatoriali, sì, lo fanno giusto per mettere dei corsi, però non è che hanno la passione per il box, Sì, diciamo che principalmente il pugilato serve la figura dell'amatore, perché è l'amatore che poi fa attirare anche l'attenzione ai ragazzini. Però è chiaro che poi chi gestisce una palestra, tipo come la mia famiglia, deve selezionare ragazzi che vogliono fare il pugilato e ragazzi che magari si vogliono divertire con il pugilato, Sì. magari vogliono imparare difesa personale o semplicemente per stare bene. Quindi anche lì sta la bravura nel dover far girare i gruppi. Non è difficile, ma non è neanche facile, perché poi il lavoro, quando una palestra, quando inizia ad avere una buona nomina, il lavoro inizia a diventare importante, e quello poi devi cercare di mantenere la tua affidabilità alle persone e cercare nel contesto di tirare anche un campione fuori dal paese, oltre che magari il nome blasonato, chiaro. ed è importante. Voi ovviamente avete la palestra a Casoria, giusto? Sì, la palestra di pugilato a Casoria. Che ovviamente avvicina anche lì tanti ragazzi, perché sai, molto spesso nell'immaginario collettivo si dice, vabbè, chi fa pugilato è perché è un violento, perché viene tirato fuori dalla strada, eccetera, eccetera, che sono ovviamente queste dicerie. Quanto anche la tua influenza è riuscita a far crescere in quel di Casoria la passione per il pugilato e in generale sul territorio napoletano? Perché tu prima, ovviamente, da Patrizio Oliva, possiamo nominare Clemente Russo, ci sei ovviamente tu, insomma, la scuola pugilistica napoletana è un'eccellenza italiana. Quanto cresce e a che stato di salute in questo momento è il pugilato napoletano? Il pugilato napoletano in questo momento credo che sta risalendo perché grazie anche al professionismo, come dicevo prima, attira tantissimo ai ragazzi. Poi il campione del paese, Certo. del posto, attira tantissimo i ragazzi che magari vogliono apprestarsi a fare un'attività agonistica. È chiaro che ci sono tante dicerie, no? Sul pugilato, sei un violento, Esatto. ma poi io credo che chi pensa questo è perché non è mai entrato in una vera palestra di pugilato, perché chi si avvicina a questa disciplina può percepire subito che non è violenza, ma sono semplicemente degli schemi che avvengono nel calcio, come avvengono nel tennis, avvengono nel basket. Certo. Tra l'altro, paradossalmente, io ho notato che nelle palestre di arti marziali in generale c'è più rispetto al calcio. Sì, è brutto fare, no, sempre il paragone con il calcio, perché sono sicuro che anche i calciatori fanno tanti sacrifici, trascurano, fanno anche loro, però diciamo si fa il discorso che nelle discipline da combattimento il rispetto è la prima cosa, perché si deve stringere la mano all'avversario per aver anche semplicemente avuto l'onore di battersi con quell'avversario e riconoscere che quell'avversario è stato più forte. Poi ecco, come dicevo prima, c'è tanto rispetto proprio perché lì vuoi o non vuoi c'è quell'affronto fisico dove Ci siete tu e lui, ti devi quindi imporre sull'avversario, e questo è bello, e allo stesso tempo ti fa capire che c'è la lealtà anche nell'affrontarsi, non bisogna fare scorrettezze, Certo. e quindi tutto questo fa sì che incrementa il rispetto tra le due ti è persone. mai capitata non di fare o di ricevere qualche scorrettezza e come Sì, hai reagito? Sì. Lì per lì c'è l'arbitro che subito richiama l'avversario. Una volta mi è capitato di prendere un morso. Un morso? Mike Tyson, No, praticamente. sfortunatamente non ti Questo- hanno strappato credo l'orecchio, che lo riuscite a trovare su qualche parte. adesso ci pensa il nostro Vittorio, Ecco, ho sicuro preso a un trovare. morso sul collo, vincevo in questa competizione, Dracula, questo. sì, contro un algerino, vincevo nettamente, però io ho capito l'avversario, non ho reagito male, perché è stato un segno di frustrazione, Certo. no?
perché sai come dici, mi stai picchiando da 5 riprese, Mo ti do un morso. sì, quindi dall'altra parte si comprende, no? Il fatto Certo. di aver subito un fallo di frustrazione, quindi tu lì per lì magari non lo accetti, però eccolo. alla faccia Sì. del morso. Sì, una ricordo- bocca enorme. Sì, ricordo con tutto il paradenti l'avversario mi ha dato questo morso. Perché Sì, infatti anche praticamente il quella è la parametro. parte di Sì, sotto, perché l'avversario i paradenti non ti l'avversario permettono. fu squalificato per 2 anni, non Ah. poteva salire per 2 anni sul ring e fu allontanato dal pugilato per 2 anni. Quindi se ne accorse l'arbitro? Sì, no, lui subito non se ne accorse perché io feci un gesto mettendo la mano sulla spalla e l'arbitro si credeva che io magari avevo un problema alla spalla, perché tante volte i pugili sono soggetti Sì, alle spalle, le articolazioni. le articolazioni. E lì per lì mi bloccò l'incontro e mi contava, no? Conteggio. E disse: guarda, ma non è, a me mi ha dato il morso, fece il segno. Poi glielo feci notare, e lui diede all'inizio, glielo feci notare, mi portò all'angolo, mi fece sciacquare subito e se ne accorse che era un buon, perché poi c'erano i segni. Lì non scappi. Hanno no. controllato la dentatura in diretta. L'arbitro si trovò in difficoltà Sì, in quel sì, momento, sì. poi scese dal ring la commissione E quindi lì poi fermato. Finì Toglimi una curiosità, ma quando vi aprite il sopracciglio, Sì, no? Oppure che qualche altro. dolore. A parte il dolore, Cosa si immagino. apre poi? A parte se vabbè, che ci mettono? Che c'è quella sorta di gel, che in cos'è? pratica quella? c'è una figura nel pugilato che si chiama il Catman. Sì. Il Catman che si specializzano Proprio sui tagli. sui tagli e loro fanno una scuola di formazione che il loro compito all'angolo è fare la mano, avvolgere la mano del pugile con le bende. Inizia già Ok. negli spogliatoi il loro lavoro, quello di fare una buona bendatura al polso per far sì che la mano sia stabile Ok. e sia protetta al punto giusto. Poi quando inizia la gara, in pratica il Catman non allontana mai gli occhi dal proprio pugile, Ok. perché ogni secondo, lui ha 60 secondi all'angolo esatto, tra ogni ripresa. per bloccare o tamponare la fuoriuscita del sangue. Cioè, Loro- queste sono le fasciature, giusto? sì, Ah. loro all'interno della ferita quando succede il taglio, perché molte volte, come dicevo prima, non è una scorrettezza, è casuale. Vabbè, certo. Si lavora a corta Chiaro. distanza, poi per trovare la potenza si cerca sempre di fare massima torsione su se stessi, no? Col corpo. Con il corpo, con le spalle, col bacino, cerchi di avere una buona coordinazione, però tante volte lo sbilanciamento del corpo può portare a delle testate Casuale. sì. Poi cos'è che precisamente si taglia sul Si sopracciglio? taglia molto spesso, siccome i pugili sono soggetti al tiraggio del peso, no? Tirano, la pelle si dilata un po', Ok. si stressa, no? Perché e si va molto spesso Spaccare. sulla parte più sporgente delle ciglia, magari. Cioè lui il Sì. Catman in 60 secondi Se poi ti deve suturare tamponare, tutto. In pratica Ah. mettono all'interno della ferita la vasellina. Ok, quindi quelle Cercano di vaselline. tamponare, sì, anche perché all'angolo con le regole attuali all'angolo ti controllano perfino dove la borraccia dove mettono i liquidi, te la fanno aprire, non la vogliono all'angolo, nel regolamento anche nell'Unione Europea, Sì. a titolo Per d'Europa. non Non usare vogliono sali, non proprio. vogliono assolutamente tutto quello che porti all'angolo viene controllato sia negli spogliatoi e poi dopo. Poi prima si potevano successivo. portare i sali, cioè per far Prima riprendere sì, quando prima magari sì, venivi da prima una... sì, però poi dopo con... Ma perché è successo con- qualcosa? No, è perché dicono che non devi avere nessun tipo di aiuto. Non devi avere nessun tipo di aiuto perché è uno Deve sport essere al ring come sì, si tutto arriva. naturale, Sì. sì. Chiaro, chiaro. Poi ci sono, dopo ogni titolo c'è automaticamente il controllo del doping. Molte volte non è a sorpresa, ma lo sai bene, Certo. perché appena scendono, non ti fanno scendere nemmeno la scaletta, a volte dobbiamo prendere Direttamente sul ring te lo fa. Sì, assolutamente. Ogni titolo che ho fatto sono sempre stato controllato. Io non so quante altre curiosità avrei da Sì, chiederti. ci si apre un mondo. Una su tutte, ne parlavamo prima off record, tu hai combattuto anche con tuo fratello.
Sì, C'è stato uno scontro sì. fratricida, questo è vero. Ti dico solo questo, che se a casa mia suona casualmente un bicchiere, se ci alziamo tutti e ci mettiamo in guardia. Partono tutti quanti, praticamente non possono Ma cenare Ma poi insieme. io li immagino tutti e tre, lui, il Papa Antonio e il fratello Giuseppe. Mia mamma, giusto? mia mamma purtroppo in Fa mezzo- l'arbitro, fa l'arbitro, subisce. E Bellissimo. praticamente siamo tre fratelli e mio padre che entrambi abbiamo cavalcato il ring. Affrontare un fratello in palestra, io ricordo da ragazzino, ancora oggi ogni tanto giochiamo, in palestra è un confronto sano, un confronto dove magari scappano anche colpi pesanti. Però poi quando ti ritrovi sul ring a fare sul serio, magari che la gente che ti spinge Perché ti guardano è poi. bruttissimo. Sì. Mi è certo, capitato chiaro. ed è bruttissimo e è la prima volta che mi è successo in una carriera di tanti incontri, quella di come se non voler accettare l'incontro, no? chiaro. Di, Perché cavolo, tuo ora che fratello. faccio? Sei Ora che frenato faccio? praticamente. E ricordo, siccome noi appartenevamo a due gruppi diversi, appartengo al gruppo sportivo che è mio e mio fratello alla società, appartenevamo alla società, ricordo il primo round venendo da un bronzo mondiale. Io stavo un po', diciamo che per me un titolo nazionale Certo. era, per alcuni anni il presidente della federazione non voleva che i medagliati olimpici partecipavano ai campionati nazionali perché eravamo troppo forti, Più forti. Per dare rispetto- spazio ad dare altri. spazio ad altri, e quindi ci hanno bandito e quell'anno era uno degli ultimi anni che facevo il titolo nazionale. E ricordo che al primo round finì quasi in equilibrio 1-1 perché c'erano le macchinette. Vado all'angolo, fa l'allenatore: allora cosa vuoi fare? Vogliamo far vincere tuo fratello? Guarda che sei un bronzo mondiale, cosa vuoi fare? Allora poi a quel punto ti rendi conto E ok, no, Ma ti che sennò poi tocca te lo rinfaccia per No, tutta la sì, vita. no, Poi. a parte questo, poi ti tocca sul piano personale il chiaro. fatto di mantenere Lo standard alto. lo standard alto, e quindi pure comunque incide, no? Una sconfitta e sei costretto ad Ed accettare. è brutto perché tu praticamente devi vincere contro tuo fratello, quindi Sì. hai vinto, però Sì. la tua famiglia ha perso di Sì, fatto. Quindi diciamo è una... in un certo senso sì, che poi ho perso, no? Perché poi in ambito sportivo per noi è stata una vittoria, no? Trovarci certo. da due tabelloni diversi in finale. Tuo padre Mio felicissimo. padre felicissimo, mi ricordo ancora, dissero alla TV, disse: allora noi lo diamo, disse, no, non date niente, mia moglie mi ammazza. Dico: no, non date niente, poi magari lo diamo dopo. A telecamere spente quando non Se c'è più nessuno. nessuno lo diamo perché poi mia mamma non voleva. E poi ovviamente poi sai, noi maschi uomini come siamo, non facciamo Chiaro, sempre assolutamente, il assolutamente. nostro modo di E pensare. all'epoca i punti si contavano con le macchinette. Con le macchinette, sì, infatti. Come facevano queste? È perché praticamente c'erano quattro giudici, ognuno a ogni angolo diverso, perché poi le prospettive e le Ovviamente visioni diverse. sono diverse. E le angolazioni sono diverse, e quindi se tre arbitri contemporaneamente schiacciavano, perché c'era il tasto rosso e il tasto blu ad indicare il pugile, no? L'angolo blu e l'angolo rosso, se i tre giudici contemporaneamente tastavano lo stesso colore, Allora il c'era punto il entrava punto. nel score. Se nessuno dei tre schiacciava il tasto, oppure magari due in contemporanea, il colpo non entrava. vai. Ti faccio una domanda da ignorante. Il punto quando veniva assegnato? Il punto veniva assegnato quando era evidente sulla faccia, Ok. oppure molto evidente e rumoroso allo stomaco. E Ok. quindi magari si notava che il pugile, anche se non era stato molto visivo, si notava che si comunque piegava, era piegato. oppure lo vedevi in fase calante, allora l'arbitro... Quindi un colpo bloccato non viene mai contato. Blocco tipo sulle braccia, Sì, no. in genere no, però poi mi devo sbilanciare dicendo che poi nell'andare avanti hanno trovato delle irregolarità su questi tipi di Anche di arbitraggio si parla sempre nel calcio, Sì, dagli arbitri. sì, Nella poi box nella anche c'è parecchia no, c'è stata polemica parecchia per polemica, gli e arbitri. quindi proprio per far sì che questa situazione andasse via hanno tolto il giudizio a macchinette. E anche per me Ora come personalmente, funziona? ora funziona proprio come nel professionismo, c'è sempre un giudice
per ogni angolo del ring, ma Se ce ne lo sono sì, 3 non ok. 4, Ok. e danno un risultato 10-9 se l'angolo rosso, faccio esempio, ha vinto di poco sull'angolo blu, un 10-8 se c'è stato un conteggio, o un 10-7 se c'è stata massima superiorità sull'avversario. Ok. Magari può essere derivato da un conteggio o più un richiamo ufficiale, o da 2 conteggi nello stesso round. Sì. E quindi Capita quello- mai che arrivi alla fine quando bisogna decretare il vincitore che non sai se hai vinto o no? Sì, a volte succede, ci sono dei match che sono talmente in equilibrio che personalmente a volte mi metto nelle vesti di un giudice, come è difficile Certo. giudicare una gara del genere, perché poi ti senti responsabile di quello che poi devi andare, perché sai che dietro ci sono tanti sacrifici. Non mangiano gli atleti, mangiano poco gli ultimi È anche giorni. brutto. E poi fa tanta Tanti tempi differenza di ovviamente, sì, perché lì cioè, davvero è sul Anche se sul poi ho filo visto- del rasoio. tu hai vinto Sì. quasi sempre per KO. Sì, l'ultimo Quindi- da professionista sì, Sì. molto spesso, però i match che ho vinto ai punti sono stati tutti schiaccianti, Mm. Mm. tutti con un massimo 10-0, 9 anni, vabbè. cioè sono stati pure con ragazzini di 26, 27 anni, 25 anni. Cioè 10-0 praticamente è rimasto la massima- immobile. sì, io ricordo che un giudice disse a mio padre fallo rallentare che è troppo superiore, e quindi per me è un onore. Poi magari gli avversari parlano bene di te anche magari dopo svariato tempo. Bello. E per me, infatti, un ragazzo del mio team che magari perché a volte ci alleniamo, no? Certo. Con gli avversari, perché abbiamo bisogno, magari in questo caso io che ho una competizione superiore rispetto Hai bisogno di uno sparring ho bisogno più. di sparring che ti impegna, magari ci contattiamo pure. E a volte si parla, no? Dice no, speriamo di non incontrarlo perché è un brutto avversario. C'è tanto rispetto Tanto comunque rispetto, tra di voi, e sì, questo è molto Poi, bello. ecco, come la scena che ho visto prima nell'atterramento dell'ultimo incontro, inizialmente non l'avevo visto l'avversario che era disperato, perché doveva accettare La sconfitta, che l'arbitro aveva imposto, no? Lì non me ne ero accorto, poi mio padre me l'ha fatto notare, di distinto sono andato a fare un po' la parte della persona che si dispiace, perché poi sostanzialmente sai com'è difficile, Cosa c'è dietro cosa anche c'è per loro. dietro, com'è difficile accettare una sconfitta. Poi il pugilato ancora di più, perché non sai com'è brutto perdere per KO davanti alla gente, magari è anche la tua gente, no? Certo. E quindi è come se fosse una sconfitta ancora più pesante. Sì, a livello proprio, Cioè non solo fisica ma anche mentale. perché poi Sì. tu dai il massimo di te, però purtroppo il pugilato, il bello e il brutto è anche questo, no? Credo anche come negli altri sport, Certo. una squadra di casa che è favorita sull'altra e poi perde, il pubblico non è mai contento. Assolutamente, anche se nel calcio c'è un po' questa cosa tra tifosi che quando perde la squadra avversaria siamo Sì. contentissimi. Vabbè, sì, lo sfottò. Cioè non c'è mai stato il mi secondo dispiace me per loro. Nel calcio c'è quella rivalità Sì. ancora più veramente tra fazioni, mentre lì si parla di una squadra, qui magari c'è il pugile preferito, Chiaro. vero favorito, però no, non credo che tu abbia una nemesi o un nemico tra virgolette, no, alla fine No, sono. assolutamente sì. Tipo Rokia, alla il fine- tuo Apollo non esiste, diciamo. No, alla fine, come si dice, per quanto tu puoi essere più forte di un avversario, poi magari ci rifai dopo, ci ricombatti dopo svariato tempo, e mica è detto che ci vinci. Anzi, tante volte non è così. Può capitare il perché contrario. Sì, può capitare il contrario, quindi anche per questo c'è sempre massimo rispetto. E invece le altre arti marziali come le vede un pugile? Tipo l'MMA. Faccio un esempio, Tipo l'MMA. l'MMA per me cioè, non lo reputo uno sport. Per me è un qualcosa, sì, sicuramente fatto di tante discipline, ma senza regole. Cioè, poi è qualcosa di veramente pericoloso. Io ti parlo dico che i guantoni che utilizzano i pugili professionisti da 8 once sono a mani nude, ma vedere quelle dell'MMA significa Quello è ammazzarsi. completamente a mani nude praticamente. Cioè, tutto è al di fuori di uno sport. Mm. Va perché è pubblicizzato bene, va perché È show. va perché la gente è fanatica di vedere, ecco, in quel caso per me è violenza.
Sì. perché non puoi fare degli strangolamenti, è bruttissimo vedere una persona che sta, Assolutamente. è bruttissimo vedere l'avversario a terra in difficoltà e l'altro che Continua a picchia, essere... è bruttissimo. Cosa che negli sport come il pugilato, il taekwondo, il judoka ed altri sport non si vede, C'è più perché rispetto. c'è più rispetto. Quindi per me Forse c'è anche più cultura sì, in quel caso. per me l'MMA è soltanto pubblicizzato bene, cosa che personalmente, stando adesso da fuori, se il pugilato verrebbe sponsorizzato bene, organizzato in maniera diversa, messo il terzo in caso in cui uno verrebbe meno e magari le TV potrebbero continuare a Chiaro. seguire l'evento, Certo. non devono cancellare, la cosa diventa molto più bella. Poi, Come si faceva una volta, perché poi io sì, mi ricordo ai tempi... poi perché, faccio un esempio, no? Perché non coinvolgere persone della musica, tipo adesso va tanto il rap, no? Perché come non no? mettere un rapper all'entrata di un, come vediamo con, faccio un esempio, con Canelo? Sì, sono assolutamente, parliamo del vertice, del no? top. Del top, però sarebbe anche bello vederlo Cercare anche, di spettacolarizzare sì, proprio l'evento, sì, non bravissimo, che solo gente la- non viene a vedere il migliore solo marketing bisogna- sì, no, che la gente non viene solo a vedere il pugilato, ma viene anche magari perché c'è qualche un po' di musica, Certo, un po' di... sì, sarebbe- allora lì si cerca di fare un po' più di attenzione, e secondo me ci sono i modi per tirare sul pugilato, soltanto che ci sarebbe da fare un po' di reset, un po' di, Certo. di innovazione su questo piano. Chiaro, chiaro. Ti chiedo anche l'aspetto economico perché mi incuriosisce Sì, di un dipende. pugile. Allora, praticamente Cioè, in voi siete Italia- pagati a incontri? Sì, come siamo funziona? pagati ad evento. Mm. Però in Italia è molto basso, Mm. molto basso, però già se vai a fare competizioni all'estero, già in Inghilterra, che non è che siamo chissà Certo. dove, le cifre sono triplicate. Quindi diciamo in Italia Poi non si può anche- fare come lavoro principale. In Italia non si può fare come lavoro principale, a meno che non fai un titolo, già non sei chiamato a fare un titolo d'Europa, un titolo intercontinentale, un mondiale, allora il discorso cambia, perché ecco, poi dopo ci sono tante attenzioni, si crea il personaggio, allora sì che si può iniziare a pensare a, però è assurdo vedere che siamo anni indietro, pensa che siamo in Inghilterra, che non è dove siamo. La serata del 12 agosto sono previste 50.000 persone. Wow. Qui penso, ma a parte che qua non abbiamo non lo neanche, sappiamo- non lo sappiamo no, nemmeno. ma qua non abbiamo neanche le strutture per ospitare 50.000, un altro 50.000, poco. sì, A meno questo che sì. non vai al nord, Allo stadio, a meno che non vai o al lo fai allo È stadio, sponsorizzato o- poco, perché noi non lo sappiamo nemmeno se c'è perché l'incontro l'Arena qui. 2 di Manchester, la lo so O2, perché sì. sapevo tutti i dettagli che dovevo gareggiare. L'Arena 2 di Manchester ospita tante persone. Noi Questa qua, è una noi foto abbiamo detto, bellissima. noi di calcio parliamo, Sì. non parliamo, però questa l'abbiamo Sì, io vista e sono- la dovevamo mostrare. Io sono Qua un grande dove eri? fan, io sono qua, ero proprio a Maclodio alla mia prima difesa del titolo nazionale, quando poi ci fu quando c'è stata la notizia che è venuto a mancare Maradona, e come ricordo volevo che venisse data comunque una cosa positiva, no? Chiaro, Nel un senso, messaggio immagine positivo che comunque sia, comunque è una persona che ha fatto la storia di uno sport. Assolutamente. Comunque viene ricordato nel tempo anche attraverso altri sport, e credo che sia Tu sei tifoso del cosa Napoli, immagino assolutamente. leggermente tifoso del Napoli, ma proprio giusto. Assolutamente, giusto si così. notava un gesto Allora, mi scantato. abbiamo visto anche le tue esultanze per le vittorie, insomma, dei tuoi match. Come hai esultato quest'anno per lo Sì, scudetto? oh, Vincenzo? madonna mia, per me è stata un'emozione, a dirti la verità, anche un po' la pelle d'oca, no? Vedendo la gente che aspettava così da tanto tempo questo momento, e quante volte abbiamo sofferto e mandato giù dei bocconi amari, perché poi creare una squadra di alto livello non era facile, no? Infatti immagino il lavoro che ha fatto De Laurentiis, Sì. e credo che non è una vittoria è una vittoria diversa rispetto a quella di 33 anni fa, è una vittoria che è stata creata,
mentre all'epoca metti uno in campo che si chiama Maradona fa tutto, qualche qualche problema te lo risolve. risolve. A parte che abbiamo avuto i fenomeni quest'anno come Kvaratskhelia, Osimhen, certo. comunque Politano non è male, Lobotka, Di Lorenzo, cioè tutti i campioni che insieme con il collettivo hanno fatto la differenza. Magari proviamo a portare qualcuno anche a un tuo match, magari per dare Sarebbe, anche come cassa di anzi, risonanza. sarebbe bellissimo, Perché un onore, no? Perché poi sarebbe, ecco, come dicevo, per noi un'immagine eccezionale, no? A vedere, trovare un campione di un altro sport a Certo. bordo ring sarebbe bellissimo. Assolutamente. Poi l'8 settembre, per tenere sempre i motori caldi, combatterò al Palagasoria. Ah, vedi. Nella stessa serata saremo impegnati io e mio fratello. Io farò un match per tenere, ecco, come dicevo prima, il motore acceso, mentre mio fratello farà un titolo del Mediterraneo IBF, Ok. che magari lo può lanciare in qualche classifica e cercare un po' di trovare... Tuo fratello di quanti anni c'ha ora? Mio fratello è molto più giovane di me, ha 31 anni. Ah, vedi. Quindi 8 anni di differenza. 8 anni di differenza, e lui ha provato la scalata al titolo nazionale, però una volta è stato sfortunato, ecco, proprio con la decisione degli arbitri, match molto equilibrato, era fuori casa e vabbè, è andata male. Poi il secondo match in casa ha trovato un avversario più forte e sulla durata ci ha perso. Adesso si gioca una possibilità diversa che magari lo può portare in ranking diversi per cercare di rimettersi in carreggiata, perché poi sono sport dove se non vinci Certo. non vai avanti. Anche mentalmente diventa dura poi. Sì, quindi si cerca risale. un po' di sollevare il morale attraverso una sfida importante in casa e speriamo che possa iniziare. Assolutamente. Noi facciamo un grande in bocca al lupo, anzi ci saremo Grazie, l'8 settembre, assolutamente. anzi facciamo un appello a tutti quelli che ci stanno seguendo, l'8 settembre al Palagasoria, Sì, quindi 8 non settembre. mancate, diamo una spinta anche al pugilato, a questo straordinario sport di cui secondo me si conosce ancora troppo poco qui in Italia. Chiaro che era sottinteso il vostro invito, perché Grazie mille. ce lo Ci siamo saremo, già fatti Grazie. prima. Saremo il Sì. main event io contro Vincenzo alla fine, dopo di te e tuo fratello. Come fanno in America, Torniamo sì. entrambi in barella. Sì, in America fanno gli scontri tra youtuber, esatto. Mayweather che si scontra un po' con tutti. Ma come li vedi? Cioè, per esempio, adesso tu hai parlato di Mayweather, che ovviamente fenomeno dal punto di vista sportivo, anche fenomeno dal punto di vista social, delle immagini, dello Spettacolare, spettacolo, sì, cioè sì. abbiamo visto di tutto. Che concezione hai tu di questa? Perché tu hai parlato il pugile, disciplina e altro. Lui Sì, è tanto è show. spettacolo, è molto show, È un po' show furioso. come era prima, diciamo in maniera diversa Mike Tyson, per Sì, esempio. sì. Cioè, tu come li vedi da collega di fatto? Beh, intanto comunque sono dei personaggi che si sono creati attraverso la loro fortezza, no? Perché Certo. sono dei fuoriclasse. Un Certamente. fuoriclasse si può permettere, come ben sappiamo, di uscire anche fuori dalle righe. Loro, di quella loro potenza, di quella loro classe, di essere fuori classe, ne hanno fatto un personaggio. Allo stesso tempo io lo ammiro tantissimo, perché per fare quello che ha fatto lui a 42 anni e avere uno score di 50 incontri, 50 vittorie, indiscusso campione del mondo, è chiaro che alle spalle ha avuto anche un manager potentissimo, ha avuto una squadra potentissima, Certo. che si è potuto creare, non dico creare perché è un campione. Quando tu dici campione punto e basta, però sai, il fatto che c'hai le spalle forti ti aiuta. ti aiuta tantissimo. Se noi vediamo altri pugili, non lo so se li possiamo menzionare, Certo, Sì, vai ora abbiamo tranquillo. attenzione. tipo Scardina e qualcun altro, sono dei bravi pugili, ma dove stanno è anche bravura Chiaro. di quello che hanno fatto Di chi Prima. poi l'immagine, Certo, si è certo. creato più il personaggio Sì, che sì, il sì, pugile. Sì. Invece nel caso di Mayweather si è creato più il campione, si è creato il campione ma anche il anche personaggio. l'immagine, cioè. Invece là Diciamo, ha giustificato. l'abbiamo creato più il personaggio che il campione. Parlo così non per io ho tanta stima per lui, assolutamente.
è un caro amico e mi è dispiaciuto per quello che gli è successo adesso. Gli facciamo Però sempre un grande in chiaro bocca al che lupo. tu quando vai a parlare di pugilato devi parlare del massimo esponente. Assolutamente. Assolutamente. Ti faccio una domanda particolare. Se tu potessi scegliere di sfidare qualunque persona anche storica, che non esiste più oppure non lotta più, chi sceglieresti? Beh, io vorrei scontrare un pugile che in passato e ancora oggi è nominato tantissimo perché vinceva per KO con una facilità incredibile. Il principe Nessina Ahmed, che è stato anche un avversario di mio padre. Sì. Però ancora oggi... Quindi sei portato il fatto del nemico di tuo padre. Sì, però io ho anche preso tanto, no? Quella sua sicurezza, era talmente sicuro di lui prima di combattere che ti guardava e già ti faceva sentire sconfitto. Esatto. E quello La lotta psicologica. Arrivi sul ring e dici va bene, grazie. Ancora oggi lo vedi sui social, se scrivi Nessina Ahmed lo trovi dappertutto. Aveva fatto la storia, uno che secondo me è paragonabile a Maradona, perché una delle categorie piccole, no? Come nominare Tyson o Muhammad Ali, è una delle categorie piccole che oggi come oggi è difficile, no? Sì. Ricordare una delle categorie piccole, perché le categorie piccole sono quelle più difficili da confermarsi. Chiaro. Grazie, ma la storia l'ha fatta anche Vincenzo Picardi, che io ringrazio infinitamente per essere stato quest'oggi qui con noi. Grazie mille. Ho visto solo adesso l'orario, abbiamo sforato un pochino, ma sti cavoli, perché è stato bellissimo conoscere te, conoscere un grande campione come Vincenzo Picardi, e io rinvito tutti quanti voi ad avvicinarvi ovviamente alla box, a seguire Vincenzo anche sui tuoi canali social, perché voi siete anche molto attivi, la palestra in quel di Casoria. L'8 settembre ci ha invitato, ma noi già ci eravamo auto invitati al Pala Casoria, e poi noi ti rivogliamo qui di nuovo con una cintura un po' più... Ragazzi, io questa l'ho presa, non pensavo, pesa tantissimo, non oso immaginare quella ancora più grande. Sì, perché poi hanno delle altre aggiunte laterali come se fosse un simbolo del re d'Europa, no? Bellissimo, ma che poi la cambiano ogni volta che la passano a qualcuno? In pratica quando la vinci è tua per sempre. Ok. Poi quando si combatte bisogna portarsela indietro come simbolo. Certo. Poi già c'è la federazione con la nuova che è uguale, praticamente uguale. Questa resta a te come ricordo, però poi l'altro alla nuova. Allora ti auguriamo di portare anche la nuova. Assolutamente. Poi le mettiamo tutte. Facciamo Vabbè, che ci servirebbe un banco un po' più grande per mettere tutti i trofei che hai vinto alle cinture. È un obiettivo che io vedo da bambino, perché io mi sono apprestato a questo sport, come dicevo prima, attraverso il professionismo. A me il professionismo è sempre piaciuto, però sai, quando sei all'interno di un team, di una squadra, non ti lasciano neanche andare facilmente. Ora poi dopo, nel fine della carriera da dilettante, ho avuto questa bellissima chance. Bello, bellissimo. E allora io ripeto ancora in bocca al lupo e grazie mille a Vincenzo Picardi per essere stato qui con noi oggi agli Occasionali. Grazie a voi che mi date lo spazio di farmi conoscere dalle persone. Casa tua, quando vorrai, le porte saranno sempre aperte. Per te forse le chiudo qualche volta, caro Vincenzo Testa, ma ti voglio bene, non è vero? Non è vero. Grazie a ma anch'io ti voglio bene. Ricordando, caro Vincenzo, grazie a te. Prego. Ricordando che questa sera la puntata degli Occasionali non la trovate alle ore 21 bravissimo, ma alle 21:30. Sei stato molto bravo. Meno male, mi ricordo ancora, non sono ancora rincoglionito del tutto. Perché alle 21, sempre su YouTube, caro Vincenzo, che troviamo? Lo speciale sulle evoluzioni delle maglie del Napoli. Perfetto, curato magistralmente proprio dal nostro Vincenzo Testa. Abbiamo ripercorso tutta la storia delle maglie del Napoli, anche perché lunedì ci sarà la presentazione proprio delle nuove maglie del Napoli. Quest'oggi avete visto qualche spoiler, chissà, saranno quelle ufficiali. Lo vedremo e lo scopriremo lunedì in diretta sempre su Calcio Napoli 24 TV a partire dalle 14. E colgo anche l'occasione per ricordare che a questo punto gli Occasionali tornerà direttamente martedì, perché lunedì ci sarà la presentazione delle nuove magliette. Grazie a Vittorio Bernardo in cabina di regia, ancora un grazie mille a Vincenzo Picardi, un grandissimo in bocca al lupo da tutti noi. Grazie a voi, vivi il lupo, spero di essere quando prima con altre cinture.
Assolutamente, e noi ti ospiteremo, anzi lo faremo tutto dietro così le metteremo tutte Bellissimo. quante. Grazie a Vincenzo Testa. Grazie Riccardo. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Tra poco recap, le ultime sul Napoli calciomercato e non solo. Gli occasionali torna martedì come sempre alle ore 17. Ciao.